Consuntivo dell'attività dell'anno scorso, il rinnovo cariche sociali, due impegni importanti oggi qui all'Assemblea dei Soci dell'ADAS. Sì, oggi diciamo che è la cosa più importante che ci sia, però come voi vedete la gente è molto ma molto assente, perché certe cose, dice, ma arrivato a un certo punto, dice, ma io oggi, ecco, e quindi le cose vanno così. Quindi l'assemblea è stata fatta essendo ai sensi di legge come ogni cosa, quindi prima si farà l'approvazione del bilancio consuntivo, poi l'approvazione del bilancio preventivo 2017, dopodiché oggi si faranno pure si eleggerà pure il nuovo direttivo dell'ADAS. Abbiamo visto anche una relazione su ciò che è stata la vostra attività istituzionale, nella relazione si evince anche un calo di donazioni dovuto un po' a un settore generale, avete fatto anche l'evento, il concorso provinciale Il dono del sangue, settimanalmente le vostre moteche girano tutta la provincia per fare la raccolta di sangue, quindi da un punto di vista lavorativo diciamo, l'ADAS è sempre presente in questo settore. Sì, però vorremmo avere più donazioni, perché se continua così non andiamo. Io sono andato a guardare i risultati di quanto c'è l'ADAS, quello che abbiamo oggi è quanto avevamo nel 2000. Cioè noi siamo andati avanti e poi man mano le cose sono incominciate invece ad andare non tanto bene. Come lo spiega lei, Presidente? C'è una sensibilità minore, no. I giovani sono poco coinvolti? No, ecco, i giovani noi li coinvolgiamo dalla quinta elementare in poi, con la speranza che le mamme, quando vedono che noi gli diamo dei dépliant, allora dice che cosa avete fatto a scuola? Questo. E allora fare in modo che i genitori che sono giovani vengano loro a donare. E invece questo qua non avviene. Al superiore facciamo la giornata pure del donatore nelle classi dove è possibile far fare la donazione, perché bisogna avere 18 anni. Quindi facciamo questo. Quando arrivano all'università poi li perdiamo di nuovo queste persone, perché abbiamo fatto il concorso del dono del sangue e abbiamo avuto un buon risultato. Ora andiamo incontro all'estate, un momento sicuramente critico, ecco, cogliamo l'occasione per fare un appello ai tanti che magari ci stanno ascoltando e ci stanno vedendo. E questa qua è la cosa principale che bisogna fare, è far sì che la gente venga, perché d'estate voi sapete cosa c'è, ci sono troppi turisti, molta gente che viene qua dai familiari, ci sono tante cose che fanno sì che l'ospedale disgraziatamente funzioni e allora funzionando l'ospedale c'è bisogno molto più sangue, quindi noi dobbiamo fare in modo che gli agrigentini e quelli dei paesi dove noi siamo presenti, proprio ora, già da questo periodo in poi, incominciano a donare molto di più.